Un sequestro patrimoniale è stato fatto dalla questura di Agrigento su disposizione del questore Rosa Maria Raci dal Tribunale di Palermo nei confronti di Nicola Ribisi del 1980 di Palma di Montechiaro. I beni sequestrati sono 7 rapporti bancari finanziari, una minicar e una villa residenziale con annessa piscina di 250 metri quadrati e del valore di circa 750.000 euro. Lo spunto per tale sequestro è dato dal fatto che Nicola Ribisi è stato condannato in via definitiva alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione per associazione mafiosa e per essere stato incaricato dai vertici di Cosa Nostra di riorganizzare a Palma di Montechiaro la cellula mafiosa, come pure altri contributi vari sono stati forniti dai collaboratori di giustizia e dalle risultanti delle recenti operazioni, una in particolare Oro Bianco del gennaio del 21 che ha visto alla sbarra numerosi mafiosi di Agrigento. Stamani la conferenza stampa del questore. È stata un'indagine assolutamente tecnica, sono le indagini patrimoniali che il personale della questura professionalmente ha sviluppato in maniera molto puntuale. Gli accertamenti sono stati acclarati in un provvedimento dell'autorità giudiziaria del Presidente del Tribunale Misure di Prevenzione di Palermo, dottor Malizia, e ha dato corso alle risultanze che avevamo acquisito nella nostra proposta, quindi la proposta è del questore che la trasmette al Tribunale, il Tribunale acquisite tutte le attività che ha fatto la Polizia, emette il decreto di sequestro nei confronti del patrimonio o delle risultanze che sono acclarate non essere sproporzionate tra i redditi percepiti e quelli che poi in realtà sono in possesso della persona, e quindi i beni vengono sequestrati da parte nostra e acquisiti al patrimonio dello Stato. Dottore De Gerolamo, non è stata un'operazione facile? Assolutamente no, perché a differenza delle indagini tradizionali, questo è un tipo di indagine che necessita di una verifica e ricostruzione di tutti quanti i flussi finanziari della persona indagata, e qua siamo andati a scavare fin dal 2005 ad oggi per individuare tutte quante le sperequazioni cosiddette, cioè tra le entrate e le uscite, entrate lecite e uscite. Ecco, entrate lecite quasi niente, uscite tante per costruire questa villa che il valore è veramente notevole, come abbiamo già detto prima, quantificabile in circa 750.000 euro. Con una stima minima di 750.000 euro. Un segnale forte a una famiglia, quella di Nicola Ribisi, che era stata incaricata di ricostruire la famiglia mafiosa a Palma di Montechiaro. Senz'altro un sequestro del genere, c'è una villa che sarebbe una dimora con la D maiuscola in un territorio come Palma di Montechiaro, anche per la comunità locale, oltre che per tutta quanta la provincia e per i stessi interessati, è un forte segnale che lo Stato c'è e può essere a volte un po' lento, ma poi il colpo è veramente imponente quando poi raggiunge i suoi risultati. Un segnale dal valore simbolico. Esattamente questo, dal valore simbolico, anche patrimoniale, ma più che altro il nostro fine era quello di dare proprio un segnale in quel territorio che è martoriato dalla mafia. Questore, ecco, il fenomeno mafioso a Palma quanto incide ancora rispetto agli anni precedenti in cui c'era una lotta serrata tra le varie componenti mafiose, famiglie dei stidari, paraccari, insomma abbiamo visto anche recentemente quello che è successo a Palma con l'omicidio Saito. Sì, il territorio è fortemente inquinato dalla criminalità mafiosa, una criminalità pervicace che chiaramente imbavaglia l'economia e imbavaglia la libertà della gente di poter liberamente operare nel mercato. Ecco perché è importante l'operazione di oggi, perché si fa capire ad un territorio che è fortemente attenzionato dalle forze di polizia, dalla questura che ha lavorato e lì ha raggiunto un obiettivo di vittoria dello Stato. Lo Stato c'è, acquisiamo i beni illecitamente acquisiti, frutto di delitti e sicuramente non di lavoro onesto, e quindi appartenenza dei beni stessi e destinazione alla pubblica utilità chiaramente in quelle che sono le finalità dello Stato.